Noi abbiamo fatto tutto questo perché possiamo dire a chi dice che ormai hanno pagato il loro debito con la giustizia, sto parlando degli assassini, quelli che sono stati condannati per l'omicidio, che non è vero che l'hanno pagato. Hanno pagato per l'aspetto penale, ma non per il resto. Quasi tutta la vita trascorsa a cercare giustizia, anche se nessuno potrà mai restituire un padre. 51 anni dopo, Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola, il carabiniere in pensione ucciso assieme a Graziano Giralucci il 17 giugno del 1974 durante un'irruzione armata delle Brigate Rosse nella sede dell'MSI di via Zabarella a Padova, sta per chiudere la lunga pagina giudiziaria con il pignoramento dei beni degli assassini del padre. Un risarcimento di 1.800.000 euro, crediti vantati dopo la sentenza civile seguita la condanna penale del comando brigatista. La famiglia Mazzola non si è mai fermata. La promessa che ho fatto davanti a mio padre, non mi piace dire il cadavere di mio padre, ma mio padre che era nella bara lì all'Istituto di Medicina Legale, quindi è una promessa che ho fatto, quindi che avremmo fatto di tutto quello che era nelle nostre possibilità, nulla esclusa, per arrivare a individuare gli autori e poi per far valere, ecco quello che mi interessa, far valere la responsabilità. Mazzola e Giralucci furono le prime vittime dell'ABR. La sentenza civile di risarcimento coinvolge anche gli ideologi dell'assalto, Renato Curcio, Mario Moretti e Alberto Franceschini, deceduto lo scorso aprile. Una pagina della storia italiana e di vita per Mazzola, che ha riservato anche momenti di grande dolore, come quando il presidente Cossiga espresse la volontà di concedere la grazia a Curcio. Io ho visto piangere mia madre quando è morto mio padre. E ho visto piangere mia madre quando Cossiga voleva dare la grazia, perché era intollerabile. Era un modo per non riconoscere, non lo so, per giustificare. Siccome noi non avevamo strumenti per opporci, strumenti giuridici, parlo di strumenti giuridici, e allora abbiamo pensato di recidere quello che ci legava al Presidente. Il ragionamento è stato questo: tu dai la grazia perché rappresenti tutti gli italiani come Presidente della Repubblica, bene, puoi dare la grazia però non a nome nostro. Come facciamo perché tu non possa dare la grazia a nome nostro? Recidere quello che ci unisce, ossia la cittadinanza. Noi lo tagliamo, finito. Poi abbiamo fatto richiesta. A quel punto Cossiga